700, Madame du Maître. È faticoso, molto faticoso fare la damina, tutta pizzettrina, tutta crinolina, come faticoso fare la scicina. 723 nel 1783, in questo strano secolo stile, perché la moda è deliziosa, maliziosa, tanto che io giro po' bene per me, con la parrucca sulle 23, io quando in testa questa strana cosa, sembra un po' la torre che si trova a Pisa, devo camminare con circospezione per non far crollare questo parruccone alto forse più di me, incedo con il passo grave per non incappare sul soffitto contro un architrave. Dal momento che per me che sono dama ciò sarebbe proprio chic, e voi ditemi se sbaglio quando mi lamento per il mio ventaglio che con questa moda veramente sciocca vuole che si tenga sempre proprio sulla bocca. Non mi pare certo il caso di far tanto vento, tutto questo vento sotto il naso. Dal momento che per me che sono dama non sta bene fare C, questo 700 ahimè non è certo il secolo fatto per me, con tutti quella che ti fanno faccia dai la mano a questo, dalla a quello, poi sorridi, fai l'inchino, fanne un altro, bacia il marenchino col ventaglio in faccia alla parrucca in testa, dimmi un po' ma chi è che gliela fa a superare la difficoltà, avendo in mano un bacione di fiori ed un fazzoletto tutto profumato, tutto quanto pizzetrine e cuori. Dal momento che una dama tutte queste cose sempre le ha con sé, quando poi ti vuoi sedere non c'è mai poltrona dove posso entrare questa macrodonna che ti porti addosso proprio come si trattasse di un bagaglio presso, e se non potrai sederti non c'è proprio scampo, non dovrai far altro che inchinarti. Dal momento che nel 1700 tutto questo è molto chic. Questo 700 ahimè non è certo il secolo fatto per me, con tutta la corvée del trucco a base di cipria e di lei. Metti un mio strumento sopra l'occhio, sulla gola, sulla fronte, sopra il naso, sulla tempia, sopra il collo, come è faticoso fare la scicina. 723 nel 1783, in questo strano secolo